Buongiorno a tutti. Sì, è vero, da 5 siamo passati a 2 equip specialistiche, ma più avanti vi dirò anche il perché. Sono stata chiamata qui per parlare di queste 2 equip e ho voluto rappresentare la dimensione del maltrattamento con questa immagine che vedrete in ogni slide. È un'immagine che raffigura 2 case, una casa dove imperversa un temporale ed una casa invece c'è la scritta scuola, però in realtà può nel nostro immaginario essere la sede dell'equipe specialistica, può essere la sede dei servizi sociali, può essere la sede, può rappresentare la comunità intera, eccetera, eccetera, dove però splende un sole giallo su un cielo sereno. Ecco, la prima casa, nel mio immaginario, io nella prima casa ci vedo la famiglia maltrattante, dove regna il buio, regna la solitudine, la violenza, regna una relazione improntata sulla violenza, una relazione patologica, perversa tra la vittima, che è nella maggior parte dei casi minore, e il suo persecutore, il suo carnefice, dove c'è uno scambio di ruoli continuo tra il ruolo di vittima, il ruolo di persecutore, il ruolo di salvatore, come ha ben detto anche la professoressa Simonelli nel suo intervento di prima, dove regna la paura, la vergogna, il senso di colpa, soprattutto, no, del bambino, del ragazzo abusato, maltrattato, dove l'aspetto dominante della relazione patologica perversa è il segreto, un segreto atroce che va mantenuto, altrimenti chissà che cosa succede, chissà che cosa accade. Un segreto, cioè un silenzio che domina questa famiglia, la solitudine. Infatti nella maggior parte dei casi si parla di famiglie molto sole, che vivono una condizione di solitudine sociale enorme. E in questa condizione di solitudine sociale può avere l'humus, l'aggressività, la rabbia, la violenza, dove in genere non viene riconosciuta l'alterità del bambino, ma il bambino rappresenta una continuazione, una prosecuzione del genitore. E nel momento in cui c'è un bisogno disatteso del genitore stesso, allora là scatta l'agito violento da parte del genitore, che a sua volta molto probabilmente ha ricevuto un modello di relazione violento che si basava sulla violenza, che ha avuto anch'egli, parlo al maschile ma può essere anche la donna, ha avuto anch'egli un modello di violenza all'interno della propria famiglia, un'infanzia distrutta, bisogni disattesi, cure non ricevute. Ecco, vabbè, non guardate la ricchezza di questa slide, cioè perché anche io quando la vedo mi spavento, ma non ho avuto il tempo di sintetizzarla. Dunque, per parlare delle 2 equip specialistiche interprovinciali, io devo parlare assolutamente del progetto regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori, che la Regione ha promosso ancora nel 2002. E fra le fasi di questo progetto la fase più importante è stata proprio quella che ha visto l'istituzione dei 5 centri. Diciamo che siamo arrivati alla promozione di questo progetto dopo una lunga riflessione, un lungo processo di approfondimento che è avvenuto negli ultimi anni del 90. Qui c'è presente anche un mio ex collega che io voglio citare, che è il dottor Salvatore Me, che prima di me si è occupato di questa materia in regione, dopo io l'ho ereditata, ma molto volentieri.
con molta passione, direi. Ma la passione, guardate, non viene da me. Io la ricevo dalle persone che lavorano in queste equipe, che hanno lavorato tutti questi anni nei 5 centri a livello regionale. Questa riflessione ha messo in evidenza alcuni aspetti importantissimi. La necessità di realizzare dei servizi in grado di supportare le famiglie multiproblematiche, il cui numero è in aumento continuo. E quindi per prevenire gli allontanamenti dei minori, insomma, da queste famiglie multiproblematiche. La necessità di ridurre i tempi di allontanamento del minore e quindi di permanenza, no, nelle comunità. L'assenza, cioè, di un sistema di raccolta dei dati a livello quantitativo e qualitativo nella regione del Veneto. Anche in questo caso si è fatto qualcosa, ma si è fatto molto poco, a parer mio. Cioè, perché è stata avviata a livello regionale una banca dati che rileva soltanto i dati di attività ha rilevato i dati di attività dei 5 centri e adesso i dati di attività delle 2 equip. Quindi dà soltanto uno scorcio, no, di quello che può essere il fenomeno presente nella nostra regione. C'era anche la necessità di creare una cultura dell'integrazione fra i servizi, fra i professionisti che a titolo vario sono coinvolti nella materia specifica. Ci rendevamo conto che c'era veramente una carenza di lavoro interprofessionale. C'è ancora e quindi tanto lavoro bisogna ancora fare a parer nostro. L'assenza poi di linee guida, di linee operative nel campo. La Regione nel 2008 è uscita con le linee guida sulla protezione, no, del minore che è stata realizzata insieme a vari attori degli ambienti sociali e sociosanitari del nostro territorio e dall'ufficio del pubblico tutore dei minori, insomma, della Regione del Veneto. Quindi tutte queste riflessioni hanno portato alla promozione di questo progetto, che ha visto, appunto, come dicevo prima, l'istituzione dei 5 centri che io voglio ricordare, nominare, cioè perché si è fatto veramente un lavoro lungo e impegnativo con essi. L'Arca, che era presso l'azienda ULSS numero 6 di Vicenza, il Germoglio, gestito dall'associazione Santa Maria Mater Domini di Marghera, il Faro, gestito dall'azienda ULSS 20 che copriva tutto il territorio della ULSS 21 e 22, il Tetto Azzurro, gestito dall'associazione Telefono Azzurro di Treviso, e i Girasoli, che abbiamo mantenuto, gestito dall'azienda ULSS numero 16 di Padova. Allora, nel 2013 purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con una serie di fattori. Il primo fattore era che trattandosi di una sperimentazione non poteva andare più avanti come tale. Anche se in molte delibere, compresa la 2416 che citava prima il dottor Del Re, avevamo annunciato la strutturazione di questi centri, ma in tutte le delibere che facevamo citavamo questa necessità, perché ormai erano diventati un centro di riferimento non soltanto per le famiglie e per i minori, ma anche per i servizi sociosanitari, insomma, del territorio. Quindi a un certo punto non si poteva andare avanti con questa sperimentazione e abbiamo dovuto fare i conti purtroppo con un fondo che è stato veramente ridotto. Siamo passati da 1.300.000 degli anni del 2000 a 800.000 euro, a 400.000 euro, e con 400.000 euro sinceramente non si poteva, non potevamo mantenere e gestire 5 centri a livello regionale.
cioè perché era come svalutare, no, i centri, perché sono di secondo livello, sono specialistici e offrono delle prestazioni altamente specialistiche, in tempi rapidi e in condizioni di coazione, cioè nel senso di in condizioni di, legate al mandato istituzionale. Quindi che cosa abbiamo allora deciso di fare? Abbiamo deciso di mantenere il modello interprovinciale che era già stato sperimentato dai Girasoli e dal Tetto Azzurro, abbiamo lasciato, appunto, abbiamo istituito queste due equip nelle zone più centrali del territorio della Regione Veneto, perché potessero essere raggiungibili dai territori anche limitrofi della Regione. Allora, i centri avevano diverse competenze. Avevano competenze in termini di attività generali e di rete, ossia costruzione e mantenimento della rete dei servizi, perché è un aspetto fondamentale in questo specifico lavoro è quello di lavorare in rete, di stare insieme. C'è anche una tutela proprio per il professionista stesso, lavorare in equip e con gli altri servizi del territorio. Avevano competenze di sensibilizzazione, informazione e formazione del territorio, di consulenza ai servizi sociosanitari nell'ambito della, cioè di consulenza in tutti gli ambiti, e il progetto globale di presa in carico di tutti i casi e di collaborazione con l'autorità giudiziaria a favore di tutti i bambini e dei ragazzi che avevano vissuto situazioni di abuso sessuale o di grave maltrattamento nelle loro famiglie. Allora, cosa è stato conservato di queste competenze? Perché non potevamo lasciare le competenze di presa in carico globale, no? Cioè del caso, di trattamenti psicoterapeutici, eccetera, perché la lontananza di molti territori non lo potevano consentire. Quindi abbiamo mantenuto per le due equip interventi di costruzione e mantenimento della rete dei servizi, di sensibilizzazione, informazione e formazione del territorio, di consulenza ai servizi sociosanitari nell'ambito della diagnosi e della valutazione diagnostica e del progetto globale di presa in carico, però solo in termini di consulenza e di collaborazione con l'autorità giudiziaria. Queste sono le competenze delle due equip interprovinciali. Adesso ho attivato qua un gioco che fa perdere solo tempo, vabbè. Allora, dal punto di vista organizzativo, le due equip rispondono a parametri di efficienza, di flessibilità e di innovazione e a parametri di fruibilità del servizio, che rispondono a dei bisogni socioculturali dei territori, di globalità, e quindi si riferiscono alla salute dei minori, delle loro famiglie e di tutta la comunità, nel senso della, diciamo, della sussidiarietà della comunità, degli interventi, no? La comunità diventa essa stessa guaritrice e curativa. Integrazione, un altro parametro è quello dell'integrazione, e quindi dell'integrazione delle diverse istituzioni che a vario titolo sono coinvolte nella materia specifica. Allora, l'equip che è stata istituita presso la ULSS numero 9 di Treviso ha competenza a livello interprovinciale per il territorio di Treviso, di Belluno e di Venezia, mentre l'equip Girasoli è stata istituita, vabbè, è stata mantenuta in realtà perché è stata l'unica, insomma, che è stata mantenuta, esisteva già presso l'azienda ULSS numero 16 di Padova ed è competente a livello interprovinciale per i territori di Vicenza, anche di Verona, di Rovigo, vabbè, e di Padova. Ho voluto raffigurarvi con questa immagine
mi spiace, non ho usato insomma i vostri soliti girasoli, ma mi piaceva l'idea di questa distesa di girasoli che accompagna una strada che porta ad una casa, no? E ritorniamo al tema della casa, che deve essere una casa che accoglie, una casa che previene situazioni a rischio e di pregiudizio per i bambini e per i ragazzi, che supporta il minore, che supporta la famiglia. Allora, con quali istituzioni le equip si interfacciano? Soprattutto con le aziende ULSS, dei territori di competenza, con i comuni con delega dei minori. Voi sapete che la tutela minorile è in capo ai minori, no? Per legge, ma molti comuni delegano queste funzioni, hanno delegato queste funzioni ai comuni della Regione del Veneto. Con le autorità giudiziarie, quindi con le procure ordinarie, la procura minorile, i tribunali ordinari, il tribunale per i minorenni, con le forze dell'ordine, le questure e i carabinieri. Qual è l'obiettivo generale di questa equip? È quello di integrare i progetti dei servizi e delle istituzioni che si occupano di tutela dei minori e delle loro famiglie, quando essi sono coinvolti in situazioni di abuso sessuale o di grave maltrattamento. Beh, qui ho riportato un po' le definizioni che le salto perché sono state già esposte, anche dell'abuso sessuale. Ecco, il maltrattamento grave invece vorrei dirvi due parole su questo, che è la definizione di Kemp e Montecchi, è ripetuto nel tempo ed è effettuato con violenza e coercizione. Vi è una forte dipendenza fisica o psicologica o sessuale tra la vittima e il soggetto maltrattante, vi è un legame molto forte tra la vittima e il soggetto maltrattante che è di tipo familiare, e vi è uno stadio di sviluppo e ci sono dei fattori di rischio che possono favorire un'evoluzione negativa. Vabbè, questa è la definizione di violenza assistita intrafamiliare, qui riporto un po' il discorso dei dati, no? Cioè che non esiste, ripeto un po' quello che hanno detto le colleghe, non c'è un sistema strutturato a livello italiano ma anche a livello regionale di rilevazione dati rispetto a questo fenomeno, però vi assicuro che in regione c'è un grande dibattito, no? Sulla necessità di avviare un sistema strutturato di rilevazione dati del fenomeno nella nostra regione. Allora, quali sono le procedure? Entriamo nel merito delle procedure dell'equip. Allora, l'accesso all'equip, 5 minuti, no. Ecco, siccome mi avete maltrattata prima, allora io voglio più tempo. No, faccio presto. Allora, l'accesso all'equip avviene su richiesta dei servizi sociali e sociosanitari territoriali. In ogni caso viene definito un progetto terapeutico nell'ambito dell'unità valutativa multidimensionale. Il gruppo di lavoro operante in questa equip è costituito da professionalità specializzate nell'area della genitorialità e nella diagnosi e trattamento di bambini affettivamente deprivati o maltrattati gravemente o abusati. Vabbè, non ve li elenco perché dopo vedrete quali sono. Allora, quali sono le procedure? Gli attori della richiesta sono i cittadini, la scuola, i servizi sociali sanitari, le autorità giudiziarie, si fa una segnalazione al servizio territoriale, si attiva l'equip interprovinciale, vi è un invio delle schede anagrafiche, c'è l'incontro con il servizio richiedente, una relazione di consulenza sulla chiusura del caso e l'avvio del progetto di intervento e dopo c'è naturalmente il passaggio, no? Ancora prima nella UVDM di cui vi parlavo prima. Il campo di applicazione è la violenza sessuale, la violenza fisica, la violenza psicologica. I servizi che vengono offerti in ambito sociosanitario abbiamo la sensibilizzazione e la formazione, la consulenza specialistica, la diagnosi, la presa in carico solo per i minori autori di reato sessuale. In ambito giuridico abbiamo l'audizione protetta in SIT, sommarie informazioni testimoniali, l'audizione protetta in incidente probatorio e l'accompagnamento del minore durante tutto l'iter giudiziario.
La consulenza specialistica telefonica online, Deviso, non vi dico cos'è perché insomma siamo tutti quasi psicologi, quindi insomma. E quindi che comprende la consulenza giuridica e la consulenza clinica. La valutazione psicologica del minore e dei genitori, la presa in carico solo per minori autori di reato. Sì, c'è il trattamento psicoterapeutico in pratica dei minori che sono essi stessi autori di violenza nei confronti insomma, di altri minori. E quindi c'è un processo di costruzione di una rete di attori che è proprio orientata alla promozione e alla generazione di standard di salute e di tutela che sono riferiti al caso specifico, e quindi ci sono una serie di incontri di concertazione tra i vari servizi, c'è un progetto di presa in carico e c'è una relazione specialistica conclusiva. E poi c'è tutto il discorso, come vi dicevo prima, delle audizioni giudiziarie, ma questo l'ho già detto, quindi posso andare avanti, così faccio contenta la Cesarina Negrizzolo. Ecco, no, io vorrei dedicare più tempo invece alla presentazione di queste due equip e voglio fare nome e cognome di tutti i professionisti che ci lavorano. Guardate, l'altro giorno abbiamo avuto una visita da parte di colleghi europei, perché partecipiamo ad un progetto europeo proprio sulla messa a punto di un modello riguardo alla materia specifica che possa essere disseminato in Europa. E noi come Regione del Veneto partecipiamo come partner e il coordinatore è in capo all'azienda ULSS numero 9 di Treviso, dove naturalmente è stata istituita, dove c'è la nostra equip sull'abuso. E abbiamo fatto una visita e sono rimasti veramente colpiti, cioè dalle competenze, no? Che hanno queste equip, dal lavoro che svolgono e anche dagli spazi insomma, che sono dedicati a questa precisa missione. Allora, la dottoressa Roberta Durante è la responsabile dell'equip, è qui a sinistra, la dottoressa Cinzia Furlan, la dottoressa Irene Baldan e il dottor Luigi Conte. Sono tutti psicologi psicoterapeuti, quindi con una grande e lunga formazione nel campo dell'abuso dei minori. Perché questo era uno dei requisiti del progetto istitutivo, cioè avere delle professionalità con una lunga esperienza nel campo e una grandissima formazione in merito. Erano dei requisiti proprio del progetto. E non si vedono i tirocinanti, mi scuso, ma Ivan Andrighetti e Nadia Marangon. Ho detto bene? L'equipe Girasoli di Padova, allora, all'interno hanno diverse figure professionali, oltre agli psicologi psicoterapeuti, hanno anche un neuropsicomotricista e varie insomma, figure. I loro nomi sono questi: dottoressa Morosini Maria Giulia, Pezzolo Monica, Musicco Marina, Vitiello Maria Antonietta, la dottoressa Antonioli Maria Elisa è la responsabile dell'equipe che è qui alla mia destra, presente in aula. Ci sono due volontarie, la dottoressa Penta Paola e la dottoressa Russo Antonella, che sono psicologhe anch'esse, psicoterapeute. Abbiamo una maestra di acquerello, perché dopo vedrete fanno anche dei progetti, il cosiddetto Giracolor con i bambini, e Gagliazzo Sabrina. Forse manca qualcuno, ma vero? Ecco, bene. Carollo Antonella. Dottoressa Sale, neuropsichiatra infantile consulente, scusate. Allora, entriamo nel merito di alcune informazioni sulle attività che svolgono. Allora, l'equipe numero 9 di Treviso ha svolto durante l'anno 2014 consulenze ai servizi per numero 36 minori. Valutazioni psicodiagnostiche di minori 33, dopo vedete naturalmente dove sono maggiormente collocate.
E poi abbiamo qui sì, una suddivisione per il motivo della richiesta per intervento di valutazione. Soprattutto vedete l'area del maltrattamento fisico e psicologico è quella interessata. Questa è la bella distribuzione nella regione del Veneto, nelle diverse province di competenza. Di media vengono svolti 20 interventi per i minori, 15 per le famiglie dei minori. Hanno seguito numero di genitori che sono stati seguiti per la valutazione diagnostica sono stati 23. Ecco, devo fare una considerazione rispetto a questa equipe. Allora, mentre l'equipe dei Girasoli era già presente ed era già consolidata, insomma, dal punto di vista strutturale, questa equipe ha dovuto ricominciare tutto da capo, no? E quindi ha avuto un lungo tempo per l'assunzione del personale, per partire con le attività, eccetera. Quindi abbiamo due situazioni insomma un po' diverse. E le prese in carico sono state rivolte terapeutiche a 2 minori autori di reato sessuale per un totale complessivo di 134 prestazioni erogate. Nell'ambito giudiziario si sono svolte 43 audizioni, vedete qui c'è la distribuzione in merito anche alla tipologia insomma, di reato, soprattutto riguardo all'abuso sessuale e molestie. Questa è la presa in carico terapeutica, vabbè, 134, il numero di genitori per la valutazione di diagnosi sono 23, vabbè. Questa è una ripetizione, non so perché viene fuori di nuovo, perché sto schiacciando quello sbagliato, scusate. Ecco, qui ci sono dei dati, vabbè, ma non mi soffermo perché nel loro piccolo riconfermano i dati che avete sentito prima dalle colleghe, no? Perché sul genere femminile maggiormente interessato, eccetera, eccetera. Sull'età, la fascia d'età è quella compresa tra i 6 e i 17 anni anche per l'equipe, i Girasoli. Si tratta soprattutto di italiani, io non mi voglio soffermare, ma mi dispiace, cioè perché voglio dire, sono dati importanti. La tipologia per l'equipe di Treviso di maltrattamento segnalato maggiormente è l'abuso sessuale, molestie, seguito dal maltrattamento fisico e dal maltrattamento psicologico. Si tratta soprattutto di maltrattamento intrafamiliare, come è stato detto prima, e viene effettuato in modo continuato nell'80,6% dei casi. L'autore della segnalazione è in massima parte, in questo caso, il genitore, entrambi i genitori, a seguire la scuola. In pochi casi è la vittima, perché abbiamo tutto il problema dell'emersione anche, no? Cioè del maltrattamento. Sono soprattutto le aziende ULSS di residenza dei minori gli autori della richiesta di intervento dell'equipe specialistica, che sono seguite poi dalle forze dell'ordine. Invece nel caso di Padova si diciamo capovolge questo. Negli ultimi tempi sono proprio le forze dell'ordine, dopo la convenzione, no, di Lanzarote del 2010, che prevede proprio, no, l'ascolto del minore, il diritto del minore di dire la propria opinione, di essere seguito da una persona specializzata nel fare questo. È aumentata la richiesta da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nel caso dell'azienda ULSS di Padova, dove ci sono decenni insomma, di collaborazione con le stesse. Eccole qua, vabbè, non le ripetiamo. Ecco, per quanto riguarda invece alcuni dati della equipe I Girasoli, abbiamo 204 minori che sono stati seguiti nel corso del 2014 e qui c'è la distribuzione nelle diverse aziende ULSS. La fascia d'età, l'abbiamo vista, è quella dai 16 ai 17 anni, la residenza italiana è quella maggiormente insomma, coinvolta, si tratta di maltrattamenti intrafamiliari. Queste sono le richieste appunto che vengono dalle forze dell'ordine eccetera. Allora vediamo, gli interventi di diagnosi sono stati 1688, pensate, che comprendono naturalmente tutti questi interventi che sono elencati nella slide.
Gli interventi di presa in carico solo per i residenti della ULSS 16, perché hanno avuto il mandato dalla loro azienda ULSS di seguire i casi di presa in carico loro stessi, sono stati 1493. Gli interventi su mandato dell'autorità giudiziaria, penale, ordinaria e minorile, sono stati 900 durante tutto l'anno. Le consulenze sui casi 120, soprattutto in ambito psicogiuridico, richieste dai servizi sociosanitari e sociali del territorio. E dopo c'è una serie di gruppi, di laboratori, di progetti che sono stati attivati o che saranno attivati nel corso di quest'anno. Ve ne cito alcuni perché il tempo stringe e devo andare di fretta. Allora, il gruppo Giracolor per bambini di 6-8 anni, dove i bambini vengono seguiti fanno dei disegni e dopo c'è tutta una discussione sulle emozioni insieme a loro. Il gruppo Gira Music, che ha lo stesso obiettivo, incontri con il centro Pet Therapy dell'ULSS 4 Alto Vicentino per la progettazione di gruppi sperimentali di Pet Therapy. E dopo non parliamo della formazione che hanno realizzato, cioè perché hanno realizzato veramente tantissimo, non solo loro, anche la ULSS di Treviso, hanno realizzato un progetto FAD, Famiglia e Giustizia Penale, 2 giornate di formazione sulla paura di parlare, paura di ascoltare, che è stata rivolta agli operatori dei servizi sociosanitari, no, del territorio e sociali. Hanno tenuto un convegno sulla violenza assistita da parte del bambino, alcuni insomma, e poi la partecipazione a una serie di iniziative che naturalmente va ad aumentare, cioè, perché ce l'hanno già, la loro professionalità. E partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione regionale, eccetera. E dopo io l'altro giorno ho sbirciato nell'orto che fa parte appunto di questo progetto Girafiori e che è stato realizzato dai minori che sono stati... Quanto mi manca? Il fogliettino. Ecco, allora sono alcuni minori, per un'altra roba, alcuni minori hanno piantato delle piantine. A conclusione degli interventi presso il centro, lo chiamo sempre centro, presso l'equipe I Girasoli, portano a casa la piantina che hanno piantato, che hanno visto crescere e che hanno curato. Quindi un modello di cura, no? E di accudimento che si porteranno sempre dentro, si portano a casa. Questo è il centro, i Girasoli, sono le foto del centro, vedete? È tutto colorato, c'è per creare insomma un ambiente accogliente, no, per i minori e anche per le loro famiglie. Questi sono i luoghi dell'ascolto, c'è anche uno specchio unidirezionale e dopo c'è una bellissima filastrocca. C'è una bellissima filastrocca che io ho voluto rubare all'equipe 9 di Treviso. Allora, sì, alla fine oggi mi hanno portato degli appunti ma non riesco a leggerli perché vi dicevo prima che anche l'equipe 9 ha svolto una serie di incontri di formazione e di sensibilizzazione, soprattutto centrati sui pericoli del web, sia rivolti agli operatori questi incontri che anche insomma alla comunità. Questa filastrocca è tratta dal Segreto di Fatalina, cioè che è un video della RAI che viene utilizzato dall'equipe di Treviso per aiutare i bambini a parlare, no? Cioè di quello che è accaduto, perché voi sapete che di tutto si deve parlare con i bambini fuorché che di quello che è accaduto. E io ve la voglio leggere perché è molto interessante. Ho nascosto quella cosa in fondo a me, perché se non la vedo lei non c'è. Non ne parlo per non essere più triste, perché se non la dico non esiste. Ma laggiù, in fondo a me, nel buio denso, anche se non la vedo io,
ci penso e lei beve quel buio come inchiostro e cresce sempre più, diventa un mostro. Ma io so cosa ai mostri fa paura. Il sole che taglia in due la notte scura. Apro la mia finestra in questo sole ed apro la mia bocca alle parole. Ne parlo con la mamma, con l'amico. Tu mi spaventi, mostro, ed io ti dico. E tu ti sciogli in un po' di porcheria. Mi dai un ultimo morso e fuggi via, mi rimane una bella cicatrice dove è scritto mostro morde, uomo dice. E con queste parole io vi ringrazio e vi saluto.